Ciao a tutti amici, oggi prepariamo insieme un tipico pane della Sardegna, savastatura o pissienti nella fattispecie. Nella mia zona questo che prepareremo oggi si chiama così, con ingredienti semplicissimi: la semola di grano duro, perché noi lo usiamo tantissimo in Sardegna, il sale, l'acqua e il lievito naturale, cioè la pasta madre. Per chi non ha la fortuna di avere la pasta madre, certamente userà il lievito di birra e vi verrà buono lo stesso il pane. Bisogna provare. Naturalmente adesso che sta facendo molto caldo, meno lievito si mette, più gustoso sarà il pane. Andiamo allora a prepararlo. Allora amici, ho messo in sudianeddu la semola di grano duro, 1 chilo, 4 cucchiaini di sale, che io la amalgamo bene così, e iniziamo subito con l'acqua. Io qui ne ho 500 grammi perché ce ne vuole il 50% per ogni chilo di semola, però non la mettiamo tutta perché bisogna vedere bene che tipo di semola usate. Potete usare anche quella rimacinata, per esempio. Ecco, la rimacinata ci vuole meno acqua, ne assorbe un po' di meno naturalmente perché è più fina, questo sì, lo sapete già, no? Continuiamo a impastare e poi lo porteremo nella spianatoia. Ecco, dopo che un po' ho messo un po' d'acqua, ci mettiamo la pasta madre, o in alternativa, come vi ho detto, potete mettere il lievito di birra. Io qui per 1 chilo di semola ho messo circa 180 grammi di pasta madre, perché la pasta madre va dai 20 ai 30, il 30% della semola, ma in questo periodo, siccome sta facendo già caldo, ne ho messo solo 180. Se invece usate il lievito di birra, dovete vedere voi dall'ambiente dove si trova l'impasto, potete fare per 1 chilo metà panetto. Ricordatevi, meno lievito si mette, più gustoso sarà il pane. Più dovremo aspettare naturalmente a lievitare. Ecco, dovete impastare così, se lo fate con le mani, piano piano, amalgamare tutta la semola, portarla in centro. Ecco, vedete, questo che è già pronto lo metto sulla spianatoia. Siccome ce n'è un altro po', vedete, di semola, continuo a mettere un po' d'acqua. Lo apriamo e lo mettiamo in mezzo, l'altro pezzettino. Questo perché? Per regolarci nella quantità dell'acqua. Adesso continuiamo bene ad impastare.
Ecco amici, vedete, l'impasto è bello lavorato, ben lavorato. Allora noi lo mettiamo un attimo, proprio 10 minuti a riposare, perché poi andiamo subito a formare il pane. Si fanno le forme subito di questo tipo di pane. Allora andiamo a formare il pane dopo un riposo di circa 10 minuti, un quarto d'ora. Ho fatto, siccome l'impasto era circa 1,5 kg, ho fatto 5 pezzi da 300 grammi ciascuno. In effetti, perché si possono infornare forse anche tutti assieme nella teglia del forno, e così almeno cuoceranno uguali, pressappoco vogliono le stesse pezzature. Allora intanto che formiamo il primo, l'altro pane lo mettiamo così a riposare ben coperto. Prendiamo il pezzo di pane e lo abbassiamo così con le dita in mezzo, in modo che lo allunghiamo un pochino e poi lo chiudiamo così con le dita, con dei pizzichi giù, lo chiudiamo. Abbassiamo tutto questo per darle questa forma di una lingua, diciamo, e prendiamo il mattarello e lo allunghiamo ancora, lo abbassiamo sia da una parte che dall'altra. Semplicissimo questo pane, lo possono fare anche i bambini, vedete? Mettiamo ancora un pochino, non deve essere molto grosso. Ecco, a questo punto è pronto e mettiamo in mezzo la semola. Che funzione ha questa semola? Siccome noi adesso lo addoppiamo il pane, non lo deve far attaccare. I lembi devono rimanere un po' staccati, perché poi in cottura questo si alza. Ecco, prendiamo un coltello e facciamo tutti questi taglietti tra la punta e in mezzo, non arrivate fino alla fine. Così, se li volete più piccoli li fate più vicini, altrimenti fate voi. Vogliono giusti. Vedete? Questi non si devono attaccare. Prima di metterli in forno li guardiamo di nuovo. Eccolo qui. Lo prendiamo e lo mettiamo così a lievitare, ben coperto. In questo periodo c'è tanto caldo, basta anche una semplice tovaglia, altrimenti d'inverno ci vuole la coperta. Proseguiamo con gli altri. La semola dalla spegnatura va tolta sempre. Allora vedete il pane, le forme sono tutte dentro il cesto e adesso le copriamo bene come vi ho detto e aspettiamo la lievitazione. Siccome c'è solo pasta madre e quindi è molto più lunga la lievitazione, però sta facendo anche abbastanza caldo, non minimo di 3 ore,
praticamente vi accorgete quando il pane è bello gonfio, che allora ha bisogno del forno. A dopo. Ecco qui il pane è pronto per andare in forno, bello gonfio, ci ho messo circa 4 ore a lievitare perché non l'ho coperto. E allora lo mettiamo in forno a circa 230 gradi, un po' giù, non in mezzo, un po' sul piano del forno, e per circa 30-35 minuti. Voi dovete stare attenti al vostro forno, se si colora troppo ci mettete sopra un pezzo di carta stagnola. Andiamo a metterlo in forno allora dopo.